Allora, ci siamo anche oggi con il nostro spazio del dopo TG che avrà due fasi diverse. Nella prima fase c'è il nostro professor Riccardo Barberi che è qui ospite, lo vedo già pronto. Ci sei Riccardo? Con le Ci tue, sono, sì, ciao, buon la pomeriggio. tua infografica ormai spopola e quindi poi naturalmente come al solito con i tuoi studi, con le tue proiezioni, farci capire che cosa sta accadendo nel mondo prima e in Italia e in Calabria poi questa lunghissima, estenuante stagione della pandemia. Quindi io ti do subito la parola perché sei tu il protagonista di questo spazio del sabato. Eh, Grazie Attilio. Ovviamente mi fa molto piacere essere qui e poter anche chiacchierare con te. Io do degli spunti, ovviamente puoi chiedermi di approfondire o di discutere qualunque degli spunti che ti sembri interessante. Oggi, poiché la Calabria, abbiamo visto, in realtà non corre grandi pericoli in questo momento, vedremo alla fine che soprattutto si tratta di organizzarsi bene per poter effettivamente riprendere le attività che sono necessarie a tutti. Eh, Comincerei appunto come negli ultimi appuntamenti che abbiamo avuto, peraltro questo è l'ottavo, abbiamo fatto un bel po' di incontri, dalla situazione mondiale, utilizzando i dati che abbiamo collezionato proprio in questa trasmissione. Perché appunto dal 18 aprile abbiamo questo appuntamento, ogni settimana ci siamo visti e dal 18 aprile abbiamo raccolto i dati facendo il punto su alcune informazioni essenziali. La prima è appunto quella dei contagi totali rilevati nel mondo e poi dei decessi purtroppo sempre rilevati nel mondo. Come si vede da questa tabella che c'è sulla sinistra, dal 18 aprile a ieri, al 5 giugno, sostanzialmente gli incrementi dei contagi nel mondo sono a crescita costante, anzi sono leggermente aumentati nelle ultime 2 settimane, sono passate dai 600.000 contagi in più nella settimana dal 18 al 25 aprile ai 730.000, un po' di più, dell'ultima settimana che è appena trascorsa. Questo si vede bene nel grafico con la linea rossa dei contagi totali rilevati nel mondo in funzione della data e si vede che la crescita è sostanzialmente lineare, quindi non c'è ancora una tendenza alla riduzione di questa crescita nel mondo, anzi nelle ultime 2 settimane abbiamo assistito a un leggero aumento. Va un po' meglio col numero di morti, che i decessi erano 40.000 nel periodo tra il 18 e il 25 aprile, ora sono scesi a 27.000, che è lo stesso dato che avevamo osservato la scorsa settimana. Comunque 20.000 decessi alla settimana sono un numero ancora molto alto. Anche qui la tendenza è sostanzialmente lineare in crescita, senza una evidente tendenza a diminuire. Questa è la situazione globale, ovviamente mondiale. Vedete che i decessi complessivi sono arrivati a quasi 400.000, i contagi rilevati sono più di 6 milioni e 600.000 e sottolineo rilevati perché in realtà sappiamo che ci sono moltissimi malati, diciamo contagiati, che non hanno sintomi, quindi che non sanno di essere malati, che non sanno di essere contagiati, e questi sono stimati in circa 10 volte di più i contagi rilevati. Quindi se i contagi rilevati sono 6 milioni e 600 mila, in realtà quelli attesi, in qualche modo quelli stimati reali sono 10 volte di più, cioè 66 milioni, cioè praticamente più della popolazione italiana nel mondo è stata a contatto già col virus. Se passiamo alla diapositiva successiva, la diapositiva successiva mostra una mappa
piuttosto colorata del mondo. In questa mappa sono riportati con differenti livelli di azzurro, blu, i contagi rilevati nei vari paesi del mondo. Quelli più scuri, il colore più scuro corrisponde a più di 300.000 contagi rilevati, il livello subito più in basso tra 50.000 e 300.000, poi tra 10.000 e 50.000, eccetera, eccetera. Vedete che tutto il mondo è sostanzialmente toccato. L'impressione che danno i numeri assoluti è che i paesi più colpiti siano quelli in qualche modo più sviluppati, più industrializzati. Questo però non tiene conto del fatto che in realtà il dato più importante non sono i numeri assoluti, ma i numeri riportati alla popolazione locale, che è quello che vi farò vedere nella slide successiva. Intanto vedete che abbiamo tantissimi nuovi casi al mondo e per esempio il Brasile, che è in una situazione veramente grave in questo momento, in un solo giorno ha avuto 30.000 casi nuovi, un numero veramente elevatissimo. Se passiamo alla diapositiva successiva, abbiamo una rappresentazione simile a quella precedente, ma stavolta i colori si riferiscono ai contagi rilevati sempre per milione di abitanti. Ed ecco che paesi che prima sembravano meno colpiti, come quelli africani, improvvisamente vengono alla ribalta, perché in realtà sono paesi con densità abitative più basse. Quindi anche se hanno dei numeri assoluti non alti come i paesi europei, in realtà la percentuale di contagio è relativamente alta. Non solo, ma tende ad aumentare. Mentre in Europa questo valore tende a diminuire, i nuovi contagi tendono a essere sempre di meno. In Africa o in America anche, quello che succede è che i contagi tendono ad aumentare, quindi i numeri giornalieri sono sempre più grandi. E quindi la tendenza complessiva della diminuzione che c'è in Europa viene ampiamente compensata dagli aumenti che ci sono sia nelle Americhe sia in Africa. Vorrei sottolineare, come ho già fatto la settimana scorsa, che sostanzialmente, a parte i ritardi temporali dovuti ai contatti tra i vari paesi, ovviamente quelli meno sviluppati sono stati contagiati dopo perché hanno meno contatti col resto del mondo, il mondo tende a essere colpito in modo abbastanza uniforme, a parte i ritardi temporali, e inoltre il virus si diffonde a prescindere dal clima, perché appunto la diffusione segue più uno schema cronologico che uno schema climatico, anzi schema climatico sostanzialmente non ce n'è. Se passiamo ancora alla diapositiva che segue, questa riporta non più i contagiati nel mondo, ma i decessi rilevati. Siamo quasi a 400.000 decessi. La curva è ancora in salita, non mostra cenni di diminuzione significativi. Se dobbiamo fare una proiezione qui rispetto a quello che è già successo in Europa, è abbastanza facile dire che alla fine di tutto questo processo ci saranno circa 1 milione di decessi nel mondo e la cosa andrà avanti ancora per diversi mesi. Quindi consideriamoci in una situazione fortunata sia per l'Italia in generale, ma ancora di più per la Calabria, per come è andata. In questo momento nel mondo ci sono circa 4.000 nuovi decessi al giorno rilevati. Anche questo, il numero di decessi, è probabilmente sottostimato, soprattutto nei nuovi paesi che vengono colpiti ora, perché sono paesi in cui la sanità è più debole e quindi anche la raccolta dei dati a fini statistici è in qualche modo meno affidabile. Se vogliamo andare a vedere la distribuzione dei nuovi casi giornalieri nel mondo, nella slide successiva, molto colorata, potete vedere in arancione la quantità di nuovi casi che si verificano nelle Americhe, in verde quelle che si verificano in Europa e poi
le altre parti del mondo. Allora, vedete che per esempio il 5 giugno, cioè ieri, abbiamo avuto 61.693 nuovi casi in America, solo 19.558 in Europa e il resto del mondo segue. Ovviamente questi dati, ripeto, per il resto del mondo non sono affidabilissimi perché abbiamo il problema delle sanità più deboli in molti paesi. L'organizzazione sanitaria non riesce a stare dietro a un fenomeno come questo, però nonostante questo i numeri sono importanti dappertutto, perché vedete che sono diverse migliaia al giorno almeno, e non c'è alcuna tendenza in questa rappresentazione che mostra una diminuzione di questo fenomeno, anzi si vede bene che negli ultimi 10 giorni il fenomeno è in aumento, con una grande influenza delle Americhe, una ridotta influenza dell'Europa e una crescita del resto del mondo che si sta avvicinando ai numeri europei. Ora mi permetto di attirare l'attenzione su qualche caso particolare. Vorrei cominciare dall'Iran. Nella settima diapositiva, quella successiva, ho riportato proprio i dati di contagio in questo paese da fine febbraio fino a oggi. In alto, nel riquadro più piccolo, in alto a sinistra, c'è riportata la curva dei contagi giornalieri, quindi i nuovi contagiati che vengono rilevati in Italia. Vedete che noi abbiamo avuto un picco abbastanza ben definito nella seconda metà di marzo, dopodiché il fenomeno è andato sempre in discesa e ora è in una situazione abbastanza controllabile, ovviamente non uniforme in Italia, perché per esempio il dato italiano è influenzato per 3/4 da una sola regione, che è la Lombardia, e di questo bisognerebbe anche tenerne conto. Ma cosa succede all'Iran? Succede, vedete, che dopo il picco di marzo, un po' dopo di quello che era successo in Italia, diciamo con un ritardo di circa una settimana, anche qui c'era una tendenza a diminuire i nuovi contagi al giorno e questo è andato avanti fino a fine aprile. Dopodiché l'Iran è di fatto sottoposto in questo momento a una seconda ondata di contagi che l'ha riportata a valori più alti di quelli del picco di marzo. Quindi vedete, quando ci chiediamo ma il contagio può avere più ondate, può ritornare, beh, in Iran sta già succedendo. Quindi la prudenza, diciamo, il controllo di questo fenomeno è davvero indispensabile. L'Iran è il paese che sta mostrando con maggiore evidenza questo fenomeno di possibile ritorno del contagio anche in un paese che è stato colpito abbastanza fortemente, perché l'Iran aveva comunque un numero di contagi assolutamente non trascurabile. Quindi dobbiamo stare attenti. Il fatto che i contagi diminuiscano non vuol dire che si può abbassare la guardia. Se passiamo alla diapositiva successiva, abbiamo invece la situazione italiana, sempre costruita con i dati che abbiamo collezionato in queste 8 settimane, quindi dal 18 aprile fino al 5 giugno. La situazione italiana è molto diversa da quella del mondo, perché ed è molto diversa da quella delle Americhe, per esempio, anche della crescita che si sta osservando in Africa. Perché? Perché noi siamo in evidente diminuzione del fenomeno. Il virus lo abbiamo messo a bada. Siamo passati dai più 19.000 contagi della settimana dal 18 aprile al 25 ai solo 2.005 dell'ultima settimana dal 29 maggio al 5 giugno. La stessa cosa sta succedendo per il numero di morti, che 8 settimane fa erano 3.400 a settimana e ora si sono ridotti a meno di 600, che comunque è un numero che continua a essere abbastanza rilevante. Ricordiamoci peraltro che questi numeri influenzano molto di più la Lombardia e il nord Italia che il resto dell'Italia, quindi se andiamo a vedere una
densità per popolazione, ci sono regioni d'Italia che sono veramente tra le più colpite del mondo. Ovviamente per fortuna non è il caso della Calabria. Andiamo avanti. Nella diapositiva successiva ho riportato i dati che noi abbiamo collezionato dal 18 ad oggi, dal 18 aprile ad oggi, sia per l'Italia che per il mondo. Questi sono i contagi totali rilevati. Vedete che la curva italiana tende ad appiattirsi e noi sappiamo, abbiamo imparato in queste settimane, che il contagio finisce quando non ci sono più nuovi contagiati. Ovviamente non c'era molto da imparare, però abbiamo imparato come questo si trasforma in un grafico di una linea che prima cresce e poi diventa piatta, non cresce più. Ecco, i contagi in Italia tendono a crescere sempre più lentamente, per fortuna, quindi il contagio è in ritirata. Nel mondo assolutamente no. Vedete che la crescita è lineare, il che è meglio che esponenziale, che sarebbe la crescita naturale di ogni epidemia, ma è comunque una crescita ancora non controllata fino al punto di poter avere una riduzione. Anzi, come abbiamo detto prima, nelle ultime 2 settimane abbiamo assistito a un leggero aumento della velocità del contagio. Nella diapositiva successiva riprendo un dato che ho presentato la scorsa settimana, che è l'eccesso di mortalità in Italia. L'eccesso di mortalità in Italia è stato molto importante fino alla fine di aprile, dopodiché per fortuna i numeri sono ritornati in quelli standard degli anni passati. Intanto vi invito a non credere alle tabelle che girano sul web, che parlano di dati in cui sostanzialmente questa mortalità in eccesso non esiste in Italia. Quei dati sono falsi, girano in maniera indiscriminata. I dati veri sono sul sito dell'Istat, tutti li possono consultare e mostrano un eccesso di mortalità che fa veramente paura. Siamo arrivati a praticamente 1000 morti al giorno in più in Italia rispetto alla situazione media degli anni precedenti. Qui volevo farvi notare un strano fenomeno, cioè se suddividiamo i decessi tra i maschi e le femmine, l'impressione intanto è che una delle idee che gira, cioè che muoiano più maschi che femmine, è solo parzialmente vera. La seconda cosa che si vede è che per qualche ragione i decessi dei maschi sono avvenuti in anticipo rispetto a quello delle femmine. Più o meno il ritardo sembra essere una settimana. Queste sono, ora potrebbe essere assolutamente casuale questo, magari nel resto del mondo non è successo, però questo è quello che si rileva in Italia. Ecco, questo fenomeno è veramente complesso e studiare anche questi aspetti è fondamentale per capire la dinamica del fenomeno stesso e poterlo controllare. Quindi la raccolta dei dati deve essere di grandissima qualità ed è su questo che dobbiamo assolutamente impegnarci. Se andiamo avanti, vi mostro una cosa molto interessante. Cioè, cosa è successo con il lockdown in Italia? Ci sono degli studiosi che hanno, sono tutti italiani, vedete i nomi, hanno studiato la mobilità umana in risposta al lockdown. Le figure della Francia e dell'Italia che sono in alto sono quelle corrispondenti alla mobilità delle persone 2 settimane prima del lockdown. Le figure in basso invece sono quelle della Francia e dell'Italia corrispondenti alla mobilità delle persone 2 settimane dopo l'inizio del lockdown. Ovviamente la data non è uguale in Italia e in Francia, però tutte e due sono 2 settimane dopo della relativa data di avvio del lockdown. Intanto sgomberiamo l'idea dal fatto che l'Italia abbia avuto il lockdown più forte del mondo. Come si vede bene, la Francia ha messo in campo un lockdown molto più solido di quello italiano,
la mobilità francese è diventata sostanzialmente nulla se si toglie la mobilità locale delle più grandi città. L'Italia ha un sistema più ramificato e quindi è riuscita meno in questo obiettivo. La mobilità locale è sostanzialmente rimasta, anche se è ridotta di fattori importanti, e la mobilità nazionale invece è stata bloccata. Ora, l'altra volta, diceva Attilio, mi chiedeva se i calabresi sono stati bravi. Beh, guardate questa mappa di prima del lockdown e dopo. La Calabria 15 giorni dopo il lockdown è sostanzialmente spenta, cioè non ci sono più, non c'è più mobilità delle persone. Quindi i calabresi sono stati perfetti in questo comportamento perché veramente hanno ridotto la mobilità veramente a un'essenza estremamente locale. E quindi da questo punto di vista questo è uno dei motivi per cui probabilmente la Calabria ha i migliori risultati dal punto di vista del contenimento del contagio. Una cosa su cui vorrei farvi riflettere è che i dati che sono stati utilizzati per questo lavoro scientifico vengono da Facebook. Cioè noi a Facebook concediamo di sapere chi sono i nostri amici, qual è la nostra rubrica, dove andiamo, tutte le nostre idee, perché stiamo a litigare dalla mattina alla sera su Facebook, prendendo le posizioni come se fossimo tifosi allo stadio per qualunque discussione che si sviluppi, quindi Facebook sa esattamente come la pensiamo su tutto e in più sa anche dove siamo, perché gli diamo anche la nostra posizione. Quindi in questi giorni c'è una grandissima polemica sull'app Immuni che è stata proposta a livello nazionale perché infrangerebbe, e non lo fa, vi assicuro, diciamo, la nostra privacy, mentre invece nessuno si preoccupa di Facebook o di Google, per esempio, che ne sa ancora di più rispetto alla nostra mobilità, e questi dati sono disponibili e possono essere utilizzati benissimo per sapere che cosa succede, per esempio, in paesi grandi come la Francia o come l'Italia. Per cui forse dovremmo smetterla di fare tifo da stadio e cominciare a pensare invece veramente come stanno le cose e come dovremmo, se ci teniamo alla nostra privacy, per esempio, relazionarci con grandi monopoli come quello di Facebook o di Google, perché vedete che questi dati dicono non solo che i dati ci sono, ma che possono essere utilizzati per tanti fini, anche per scoprire se il lockdown ha funzionato. Nella slide successiva, nella diapositiva successiva, ho riportato il solito grafico della Calabria, di come vanno le cose in Calabria. Come vanno le cose in Calabria? Benissimo. La Calabria è passata in un mese da 650 casi positivi a 97, che poi per puro caso 97 è anche il numero di decessi che abbiamo avuto in Calabria. I guariti sono sempre di più, è la curva verde, i ricoverati con sintomi ormai sono solo 18, non c'è nessun ricoverato in terapia intensiva e negli ultimi 18 giorni ci sono stati solo 3 nuovi casi rilevati. Quindi la curva, vedete, rossa dei contagi totali è sostanzialmente piatta, che è quella che indica che sostanzialmente l'epidemia in Calabria è ferma. In questi giorni però è successo che ieri proprio, se non mi sbaglio, l'altro ieri, no, forse ieri, ci sono stati fatti su base volontaria dei test basati sulla metodologia sierologica, che non è quella migliore, diciamo, cioè non sono i famosi tamponi, che sono stati analizzati per esempio a Cosenza. È successo che a Cosenza su un po' più di 200 test sierologici effettuati sia stato rilevato un contagio. È quasi sicuro che questo contagio sia vero perché la prova è stata ripetuta 3 volte e per 3 volte ha dato esito positivo. Ovviamente avremo la certezza solo dopo che sarà eseguito anche il tampone. Vedete, ho scritto in questa diapositiva che viene dopo, ho scritto che ho fatto un calcoletto alla calabrese, non calabrese. Perché alla calabrese? Perché è un po' a tarallucci e vino.
ma ci stimola a pensare un attimo. Noi in Calabria, se andiamo a vedere i dati epidemiologici, abbiamo avuto circa 600 contagi rilevati per milione di abitanti, che è un numero abbastanza basso, ma non trascurabile. La stima dei contagi reali, però l'abbiamo già detto tante volte, dovrebbe essere circa 10 volte più alta, questi dicono gli studi, diciamo, a livello mondiale. Quindi in realtà se ne abbiamo rilevati 600, probabilmente ce ne sono stati 6.000 per milione di abitanti e non 600. Ora, ieri a Cosenza i test sierologici, questi casuali, perché basati su volontari che hanno richiesto il test, hanno rilevato un caso su 200. Ora, 1 diviso 200 fa 0,005, che corrisponde a 5.000 per milione. Ora, è chiaro che con un solo test su 200 persone non si può fare una statistica, quindi mi guardo bene dal dire che questo sia un dato affidabile, però diciamo, c'è una bella coincidenza fare un test su 200 persone e trovare che questo corrisponderebbe se fosse fatto su tutta la popolazione a 5.000 casi per milione, quindi 5.000 contagi reali per milione, perché questo è molto vicino alla stima fatta sul comportamento mondiale, cioè 6.000 per milione in questo caso. Allora, capite che vuol dire che noi non possiamo stare a guardare le cose solo alla nostra finestra. Non è vero che il contagio si comporta in un modo in Calabria, un altro modo in Lombardia, un altro modo in Africa. Il contagio si comporta più o meno allo stesso modo dappertutto. Dove i lockdown hanno funzionato, ovviamente l'impatto è stato inferiore, dove non ha funzionato l'impatto è stato superiore. Dove ci sono state politiche poco prudenti, ora si vedono i prezzi che vengono pagati. E questo non per fare il tifo o per dire che qualcuno è migliore di un altro, è che in realtà di fronte a una situazione di questo tipo, di fronte a un'epidemia con un virus sostanzialmente sconosciuto nel comportamento, effettivamente l'unica risposta poteva essere quella primitiva, cioè il lockdown. Pochissimi paesi sono riusciti a fare meglio e mi permetto di far riflettere su una cosa. Sono paesi come Taiwan, come la Corea del Sud, che sono vicini ad altri paesi da cui si potrebbero aspettare da un momento all'altro un attacco batteriologico o una guerra molto grave di questo tipo. E quindi è chiaro che questi paesi in qualche modo erano anche psicologicamente, oltre che a livello organizzativo, preparati a rispondere a qualcosa del genere. L'Italia non era in questa situazione, noi non ci aspettiamo attacchi batteriologici da parte di nessuno, avevamo un po' smantellato la nostra sanità territoriale e quindi ci siamo trovati nella situazione obbligata di fare il lockdown oppure di pagare prezzi che oggi stanno pagando il Brasile o gli Stati Uniti. Per fortuna non è successo. Andiamo all'ultima diapositiva. È un po' sempre lo stesso invito, cioè per liberarci da questo incubo, in realtà dobbiamo conviverci per un po' prima di poterci liberare e serve il controllo del territorio per quanto riguarda il contagio. Ho fatto un grafico sul numero di tamponi giorno per giorno in Calabria da quando sono conosciuti con certezza, cioè dal 24 aprile, perché questi sono dati resi disponibili dal Ministero della Sanità. Come vedete, per esempio, nell'ultima settimana il numero di tamponi effettuato è abbastanza diminuito. Ora si dice, beh, però, insomma, ne abbiamo fatti quasi 1.000 al giorno. È un numero sufficiente? Ma se i contagi veri fossero quelli rilevati, probabilmente sì. Ma se i contagi veri sono quelli stimati e se quell'1 su 200 che abbiamo trovato ieri di contagiati su 200 persone testate sono in realtà il dato di fatto, ma non lo sapremo mai se non facciamo una verifica migliore, la realtà è che questo numero di tamponi potrebbe non essere sufficiente nel momento in cui ci si rimette in moto e ci si dimentica del lockdown. Quindi facciamo abbastanza? Non lo so, però secondo me dovremmo rifletterci bene sul fatto se facciamo abbastanza, perché mettere il problema del virus sotto il tappeto, facendo finta che sia già tutto passato, o che addirittura, come fanno qualcuno, negare che ci sia stato qualcosa di grave quando tutti i numeri dicono che
qualcosa di grave è veramente successo, è un atteggiamento non solo incosciente, ma veramente pericoloso. E il caso che vi ho mostrato prima dell'Iran lo dimostra ampiamente. Riccardo, senti, poco fa parlavo con coloro i quali stanno facendo questi test sierologici a Cosenza. Bene, stamattina ne hanno fatti altre 220-230. Su questi Sì, 230, 3 persone sono risultate grazie di di questa informazione. Quindi quel dato, aver avuto il coronavirus, quindi aver sviluppato gli anticorpi, quindi 3 su 230 quindi quel stamattina. dato che stiamo dando noi, cioè 1 su 200, no? Quel dato che stiamo dando noi, 1 su 200, in realtà è anche prudente, probabilmente sono di più. Ed è bene saperlo questo, perché non sappiamo quanti di questi contagiati oggi sono senza sintomi e magari sono ancora più o meno Proprio infettivi. Perché, me lo diceva poco fa la responsabile, su 223 persone perfetto. hanno evidenziato di aver già sviluppato l'infezione e averla superata, quindi hanno gli anticorpi. Secondo me continuare con questi test sierologici aiuta a capire come si sta muovendo È la pandemia. fondamentale, soprattutto aiuta a capire quali sono i numeri veri. Bene, ti voglio fare l'ultima domanda. Scaricherai l'app Immuni tu? L'ho già scaricata, Quindi così non tutti temi, gli amici che non sono molto amici mi possono cancellare da Facebook. quindi tu dici, ma siamo controllati, abbiamo questo strumento Guarda, se vuoi ne così. possiamo parlare in Ne facciamo la dettaglio prossima un'altra puntata. volta dell'app Immuni. Ecco, L'app Immuni è ti veramente chiederei anche troppo. questo. Riccardo, ti Sì, chiederei la prossima puntata, dedichiamola tutta all'app Immuni, no? Ci spieghi come funziona, cosa trasferiamo noi come dati personali a chi gestisce poi il sistema, no? Dell'app. È interessante approfondire questo argomento. Ce lo senz'altro. prometti? Ce lo farai questo regalo? No, senz'altro, anche perché sono stato molto incuriosito da tutte queste polemiche. La realtà è che l'app Immuni in questo momento raccoglie anche troppo pochi dati per essere efficace come potrebbe essere. Sicuramente, per esempio, quello che hanno fatto in Corea del Sud è molto molto più invasivo. L'app Ve- Immuni non è invasiva per nulla. Al Vediamo. contrario, per esempio, di Facebook, che poi è stato utilizzato, hai visto, in Francia e in Italia per stabilire quanto siamo stati bravi nel lockdown. Non ne parliamo, quello che noi trasferiamo ai vari social network, tutto ciò che ci appartiene lo buttiamo là dentro. Vabbè, Esatto. ma questo poi è un argomento che ci porterebbe lontano, dovremmo approfondirlo avendo più tempo a disposizione. Però ecco, ti chiedo proprio, e lo chiedo anche a nome dei nostri telespettatori, alcuni mi hanno già inviato questo tipo di sollecitazione, no? Ci fai una lezione su l'app Immuni e come funziona nel controllo dello sviluppo dell'epidemia e come può essere come dire, un campanello d'allarme, una barriera, una possibilità, no, a disposizione di chi deve vigilare sul fenomeno attraverso quali passaggi. Allora grazie Riccardo, aspettiamo questa tua lezione, facci questo regalo, così come la splendida infografica di oggi e lo splendido racconto. Io ho capito tante cose oggi, del resto ogni appuntamento con te è un momento di grande arricchimento. Ti ringrazio per questo, ringrazio in Grazie a nome dei te, Attilio, telespettatori. grazie di questa opportunità. Grazie. E adesso noi andiamo a vedere perché poi dobbiamo pur vivere, vediamo come ci organizziamo, mettiamo in atto tutte le protezioni necessarie, però dobbiamo respirare la nostra vita, dobbiamo riprenderci la nostra vita. E come reagiscono i cittadini, come rispondono a queste sollecitazioni? Da una parte c'è la voglia straordinaria di tornare a vivere, dall'altra però sono tutti i messaggi alla cautela, l'attenzione massima perché la pandemia non è finita e però dobbiamo tenerla sotto controllo. Vi proponiamo questo lungo viaggio che ha fatto per noi Luigi D'Aliffe su Cosenza e Rende, poi nelle prossime settimane vi faremo vedere Catanzaro, Reggio, Crotone, man mano
andremo a sondare, a cercare di capire, vedere e farvi vedere ciò che la gente pensa. Vi lascio a questo. Arrivederci.